Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La benedizione degli oggetti, delle case, delle strutture, dei campanili passa attraverso le cose, ma va alle persone. Adesso, quando invocherò la benedizione del Signore sul campanile, è la benedizione sulla comunità che questo campanile rappresenta, che le campane raccolgono, come è stato detto molto bene in questa interessante introduzione. Ed è una benedizione di un Dio che dice bene di noi, che ha una parola buona da dirci e attraverso la nostra vita dirà una parola al nostro mondo. Per vivere questo momento che il Signore ci dona, ci disponiamo ad ascoltare la sua parola. Dal libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: fatti 2 trombe d'argento, le farai d'argento lavorato a martello, e ti serviranno per convocare la comunità e per far muovere gli accampamenti. Quando si suoneranno esse, tutta la comunità si radunerà presso di te all'ingresso della tenda del convegno. Al suono di una tromba sola si raduneranno presso di te i principi, capi delle migliaia di Israele. Quando le suonerete a squillo disteso, gli accampamenti che sono a levante si metteranno in cammino. Quando le suonerete a squillo disteso una seconda volta, si metteranno in cammino gli accampamenti posti a mezzogiorno. A squillo disteso si suonerà per i loro spostamenti. Per radunare l'assemblea suonerete, ma non con squillo disteso. I sacerdoti, figli di Aronne, suoneranno le trombe. Sarà per voi un rito perenne di generazione in generazione. Nel vostro giorno di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri mesi, suonerete le trombe durante i vostri olocausti e i vostri sacrifici di comunione. Esse saranno per voi un richiamo davanti al vostro Dio. Io sono il Signore vostro Dio. Qui si parla delle trombe dell'accampamento, ma la funzione avete sentito è la stessa. Quindi è una storia antica, una storia che va nelle radici del nostro essere insieme in comunità. È una voce, quella delle campane, più di un suono, è una voce che assume tutte le tonalità della vita. Suonano diverse le campane, quando suona una festa, quando suona la morte, quando battono le ore, quando ci danno il segnale di qualcosa che sta succedendo nella comunità, di lieto o di triste. Suonano diverse perché hanno la capacità di muovere dentro di noi, proprio fisicamente e spiritualmente. Sono la voce che ci ricorda che ci sono voci di fratelli e sorelle che sono pronte ad elevarsi con noi nel grido di supplica, nell'invocazione di lode, nella preghiera di intercessione e nel canto della festa. Il Signore ci dona di vivere questo, l'abbiamo ripetuto, in fraternità, da fratelli e sorelle, e lo facciamo ricordandoci che il Padre è Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria a te, Padre. Nella prima alba del mondo hai fatto risuonare la tua voce all'orecchio dell'uomo e lo hai invitato alla comunione con la vita divina, svelandogli i tuoi misteri e indicandogli le vie della salvezza. A Mosè tuo servo hai ordinato di chiamare a raccolta con trombe d'argento il popolo eletto, e ora non disdegni che nella tua chiesa risuonino i sacri bronzi che invitano i fedeli alla preghiera. Benedici questa torre con le campane a te dedicate. Fa che i membri della tua famiglia, all'udirne il richiamo, rivolgano a te il loro cuore e partecipando alle gioie e ai lutti dei fratelli, si raccolgano nella tua casa per sentire in essa la presenza di Cristo, ascoltare la tua parola e aprirsi a te con fiducia filiale, nella grazia del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, 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 laudate omnes gentes, laudate Dominum. Dio nostro Padre, che vi ha radunati per la benedizione delle 9 campane, apra il vostro cuore all'annuncio del Vangelo e vi colmi dei suoi favori. Signore Gesù, conceda a tutti i suoi discepoli, che saranno qui convocati dal suono delle campane, un fruttuoso ascolto della sua parola. Lo Spirito Santo operi in voi perché, vinta ogni divisione e discordia, possiate celebrare unanimi i divini misteri. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Ora le campane suoneranno a festa per l'occasione. Vai a vedere quanto è alto. 47 metri. Arriva.
vederlo dietro nelle strutture parrocchiali, dove abbiamo allestito una piccola mostra del restauro del cartone. L'architetto Elisa Della. Difficile parlare no. Allora io intanto vi ringrazio, sono veramente contenta di essere qui e di aver portato a termine quello che vi avevo promesso, cioè un campanile bello e nuovo. Ringrazio il cuore Don Davide per la fiducia che mi è sempre dimostrato e per avermi dato questa opportunità di mettere le mani su un bene così caro alla parrocchia di Scandolana.
solo con le due. Sì. Vado. Sì, sì. Non mi faccio vedere.
Cioè, te sei stato che ti sei suonato la campana, prima non c'era. No, È già una... No, non c'era, è una cosa bella in fondo. Non la rifare presa. Sì, neanche. Non l'ho mai provata, proviamo a vedere come viene. Dai, Allora. vai. Cosa sai fare tu a Fermo? Ave Maria. E poi? Che ne so, Fra martello. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ciao, mandi. Ave Maria, aspetta. Ave Maria. Oh Maria, vai. Forse Biel. No, dai, qua non c'entra. Ci stia la holding, qua non ci siamo. Che David, io come professore di scienze e tecnologo, il professor Enrico Giavone, mi ha detto che all'università con lei a Udine, tra l'altro vi ho spiegato di Stampa Montador, il professor Enrico Giavone